Ciao Cutacabrighe, Dai, eccolo qua. No, Sì, perché? Poi accessori a 1000, filtra masso. Sto giro mi ha fatto veramente girare le pile. Cosa è successo? Che è Dai, successo? No, Dai. l'altro giorno, no? Sì. Sì? Era un giorno che pioveva, che tirava forte. Sì, vabbè. Ero lì tranquillo nel meblista, no? Ero lì che mi tagliavo le sopracciglia con la pinsetta che mi ha prestato Big Jim depilato, no? E vedo passare il paron del negozio, no? Col carailudo. Dopo un po', finché mi tagliavo le onge dei piedi col tronchesin che mi ha prestato Barbie Cadenasso, no? Insomma, vedo tornare in Drio e parlo col carro al piede. Sì. No, Ma pieno dei miei amici. Ah. Era tutti Garascenko, Ezio Ken, Sofiole, Fiol d'un Ken, Fagiolino fa le pusse, Sì. Tania attacca boton, Ciccio Bello manca un boio, gara Willy il coglione, No, ma gara Birillo spaccamaroni, Pirolotto autospurghi, Sbrodolina punti neri, Sì. e gara anche Gian Arnaldo schissassime. Però è un supereroe questo. Sì, che ha un martello, no? Sì. Dite che schisse dentro la schiena, quando ti vede un simile, tacco lui lo schissa. Pensa, ma c'è che compra tutti sti sugatoli? Nel carré sento che si chiede anche a loro, ma ti chi ti ha comprato? Ma sento dove siamo andare? Insomma, io ero preoccupato. Molto sul Messuv radio comandato e verso le casse, no? Sì. E sento il parroca che dice alla cassiera, sti qua va tutti nel cestone da €1. Allora insieme ai CD di Gigi D'Alessio, alla videocassetta Il silenzio dei prosciutti di Ezio Greggio, insieme al manuale di recitazione di Valeria Marini, al romanzo Al venerdì di Meo stare a casa che è la raccolta della plastica dei Scialpi, Perché in effetti è un po' cambiato, eh. e alla biografia Sono simpatico come una coloscopia di Enrico Variale. Bellissimo, Cioè i miei amici ne cestone tutto €1, No, cioè invece anche andare nel cestone tutto €1, cioè sì, sì. a un passo dal baratro, dopo il cestone dell'euro che è il sacchetto dell'umido, Sì. insomma devo fare qualcosa, allora ciapo il mebrombi finto, no? Sì. E comincio a chiamare i più cattivi, diciamo, il gatto con gli anfibi, Sì. Lucinio Casemazzi, l'uomo rato. È brutto, pensi che è brutto. Dopo chiamare Ulco Khan e la nonna tira savate. Quella è un killer. Quella è killer, sì, Che dico, buttei, che bisogna, Sì. no, e devo Sì. altri, insomma, che modo da salvare i miei amici del cestone. Il E caso noi è disperato, E vai. noi due quattro eravamo tutti davanti alle casse. E mo ciapà la cassiera, le moligacco scotch, pare al prete dell'Egnago. Se la prendiamo sul carrello uno a uno, no? E Sì. cominciamo a tirarli via. A un Sì. certo punto ti senti Nino, No, Nino. ecco. E il parono la mai Lego Polizione. No. Scappemo, dividemose. Oh, Willy Coglione che non capisce mai niente, la parola dividemose comincia a cavarsi i bracci. È una manovra diversiva. I te ciamarà così per qualcosa. Solo che gara massa Lego Polizione. 500 secondo la questura e 700 secondo gli organizzatori. Ok. E allora? Insomma, sono devo scappare del Drio Scafaldi delle bambole gonfiabili. Non mi sento una smanga nell'ada del copin. No. Aia. Mi sono risvegliato in gabbiotto. In acciapà mi, Lucinio Casemazzi, Ulco Khan e la nonna tira savate. In ateu dentro una notte un giorno intero. Innamolà il giorno a Drio. Adesso che mo il daspo. Devo voi. stare distante dalle casse del cestone a €1 per 6 mesi. No, per 6 mesi Oh, ma addirittura. manco male abbiamo salvato i nostri amici. Beh, quello sì. Ah, beh, dai. Ma non è mia finita qua. No? No, beh. aspetta che veda in giro il paron del negozio. Te la darei, Vezzo. In collaborazione con Autozai, Oxigenia, acqua arricchita d'ossigeno, Gruppo Kairos.